Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Focus TG di sabato, giornata un po' particolare perché la zona bianca, la bella stagione che è arrivata dopo qualche giorno zoppicante, diciamo, dal punto di vista meteorologico, e tutta una serie di cause stanno portando il Veneto a mettere il naso fuori di casa e a invadere letteralmente, nel senso positivo e buono del termine, le città d'arte, i luoghi turistici, anche la montagna, quella che naturalmente si può ancora visitare, perché sappiamo che in alcune zone molto in alto c'è neve, c'è ghiaccio, c'è forse un po' di pericolo. L'altopiano di 7 comuni, il Monte Grappa, il litorale veneto, le città come la stessa Bassano, con cui saremo collegati fra pochi istanti con Alessandro Costacurta e Rinda Chitezza per raccontarci com'è il centro. Sappiamo che sono letteralmente prese d'assalto in quello che dovrebbe essere il primo vero sabato di questa estate. Comincia un fine settimana molto importante, anche dal punto di vista dei vaccini. C'è una notizia che approfondiremo nella nostra informazione di questa sera, ma che ci ha confermato pochi minuti fa l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. In sostanza il vaccino AstraZeneca verrà somministrato solo agli over 60. Chi ha avuto come prima dose, pur non essendo over 60, il vaccino AstraZeneca, verrà contattato poi quando sarà il momento della seconda dose e gli verrà inoculato o il Pfizer o il Moderna. Questo ha deciso la Regione, è già partito il protocollo, quindi già da questa mattina AstraZeneca in Veneto viene fornito solo agli over 60. È arrivato questa notte nelle chat, diciamo, prima nelle chat ufficiali fra governo e regioni, poi nei protocolli, la notizia e la nuova gestione di questa situazione vaccinale. Il Veneto si è già adeguato, quindi chi questa mattina, lo ribadiamo, è importante anche perché poi sorgeranno tantissime domande su questo argomento, chi questa mattina andrà a fare il vaccino e ha più di 60 anni verrà vaccinato con AstraZeneca, chi ne ha meno verrà vaccinato nonostante tutto quanto con le altre dosi disponibili. Questa situazione apre una serie di domande, ad esempio cosa ce ne facciamo dell'AstraZeneca che rimane in magazzino, e sappiamo che sono in arrivo 18 milioni di dosi a livello nazionale, che cosa se ne faremo? Questa è la domanda che la politica fa allo Stato per capire, soprattutto alla struttura emergenziale, per capire che cosa succederà. Allora, questa era la notizia più importante per quanto riguarda i vaccini. Poi l'intervista in esclusiva all'assessore Lanzarin la vediamo stasera nei nostri telegiornali. Noi adesso siamo già pronti, però prima di dar la linea cerchiamo di capire qual è la situazione, per parlare con Rinda Chitezza, che con Alessandro Costacurta è sul Ponte Vecchio. Sono pronti per collegarsi con noi? No, non sono ancora pronti. Vediamo che probabilmente a causa di un enorme accesso dati in questo momento sul Ponte Vecchio, sappiamo che il ponte è visitatissimo dopo la sua riapertura, tantissime le persone che sul ponte fanno storie di Instagram, pubblicazioni di Facebook, dirette di Facebook, quindi l'accesso dati su quel punto particolare ci sono dei giorni che è un po' complicato da raggiungere, quindi noi li aspettiamo per qualche istante. Invece con la regia di Fabio Verin vediamo subito il primo pezzo di giornata, ovvero la situazione della strada pedemontana, che dopo un inizio un po' stentato ha già iniziato a accumulare dati importanti. Siamo sui 18.000 transiti al giorno, lo conferma anche Luca Zaia. La strada pedemontana veneta piace, e come se piace. E a dirlo non è solo l'onda emotiva generata dall'inaugurazione di fine maggio, ma i dati, nero su bianco, relativi ai flussi di traffico. Basti pensare infatti che il primo giorno di maggio, quando ancora la strada collegava solamente Malo a Bassano, erano stati registrati 5.600 veicoli in transito. Il 21 dello stesso mese il numero era salito a 12.500, poi è arrivata l'apertura del tratto compreso fra Bassano Ovest e Montebelluna e il volume del traffico è letteralmente esploso.
Un esempio su tutti? Il 4 giugno sono stati registrati 18.000 veicoli. Vabbè, dirà qualcuno, una rondine non fa mica primavera. Invece no, perché l'8 di giugno i transiti erano praticamente invariati. Un segnale, secondo gli addetti ai lavori, anzi, il segnale per antonomasia, perché gli unici che possono decretare il successo dell'arteria sono i suoi utilizzatori, auto e mezzi pesanti, persone e merci, e i numeri non mentono. Noi su Pedemontana paghiamo un canone di 150 milioni di euro all'anno e incassiamo tutti i pedaggi. Lo studio dei flussi di traffico ci dice che dovrebbe fare 27.000 transiti al giorno. Considerate che sono studi fatti da persone che hanno fatto anche altri studi per altre opere e non hanno sbagliato, e oggi è incoraggiante vedere 17-18.000 auto al giorno con un'autostrada incompleta, mancano ancora 30 km. La situazione va vista comunque in prospettiva, dato che mancano ancora sezioni molto importanti del tracciato. Capiremo bene quando sarà formalmente allacciata alla 4 e alla 27, però per fine anno noi avremo già completata l'infrastruttura, perché andrà da Spresiano a Montecchio, mancheranno i 2 innesti. Le basi per una crescita importante ci sono tutte e la Regione inizia già a pensare agli sconti sulle tariffe per gli utenti. Quando sarà appunto completata capiremo quale sarà il flusso, e se sarà superiore a quello previsto andremo subito sulla scontistica per ridurre i pedaggi. Allora, abbiamo sentito le novità sulla strada Pedemontana Veneta, sono dati ufficiali che arrivano dal gestore tramite la struttura di progetto della Regione, 18.000 transiti al giorno. Naturalmente non è quello che ci si aspetta per poter gestire agevolmente l'autostrada, ma la superstrada, scusate, il fatto che debba diventare o che possa diventare autostrada lo vedremo nei nostri telegiornali, perché la Regione si sta muovendo in tal senso. Dicevamo, il numero degli accessi dei veicoli in transito dovrebbe arrivare almeno 26.000 unità. C'è da dire che per ora questa strada collega Malo a Montebelluna, mancano ancora le 2 ali per poter spiccare il volo in modo proprio definitivo. I tempi sono maturi per concludere l'opera, ci sarà, diceva Zaia, qualche piccola cosa da sistemare ancora, però pare che ci si possa arrivare in tempi decisamente rapidi. Allora, parlavamo di zona bianca, ormai è passata una settimana dall'inizio della zona bianca in Veneto, siamo andati a sentire che cosa ne pensano i bassanesi, se è cambiata la loro vita. Sentite cosa ci hanno detto. E da quasi una settimana il Veneto è entrato in zona bianca, al via cene e pranzi, senza la necessità di rientrare a casa ad un certo orario. Abbiamo chiesto oggi ai bassanesi che cosa è cambiata nella loro vita. Sinceramente no, non mi ha portato nessun disagio, per il semplice fatto che c'ho un giardino ed un orto proprio vicino a casa, e tutto il tempo che si doveva restare dentro io sono stata occupata a far questo. Siamo un po' più liberi, sì, certamente. Quindi ne approfitta per il fatto che non ci sia più coprifuoco? E non sono una che esce tanto la sera, quindi no, sto a casa come prima. Si è più tranquilli, ci si può muovere, per fare a passeggio come oggi, una bella giornata, è più piacevole, mi sento più tranquillo, tra virgolette, sempre avendo la consapevolezza che il virus c'è, esiste, avendo rispetto alle normative sempre. Sì, mi sembra un po' meglio, che si può uscire un po' di più, i figli rientrano alle 11:30, non sono più chiusi in casa fino alle 10 era un po' restrittivo per loro, perché hanno sofferto parecchio per la situazione. La zona bianca è giusto che ci sia, però va bene così, non ho cambiato niente dei miei, ritmi di vita, di uscite. No, però a livello di testa sei più tranquillo. E per chi vuole farsi una passeggiata in un luogo davvero straordinario a portata di mano, è stata riaperta la terrazza della Basilica Palladiana di Vicenza. Noi siamo andati a vederla. È l'ora di ripartire, rintocca l'orologio. Vicenza guarda il mondo dall'alto e vede un orizzonte, un futuro. Ha un forte valore simbolico la riapertura della terrazza della Basilica Palladiana, luogo della grande bellezza, di forte suggestione, che consente di ammirare da una posizione privilegiata il fascino di una città ricca di storia. Ieri il rogito di Palazzo Thiene, tra l'altro, che è caduto nel
terzo anno, appunto l'anniversario del terzo anno di questa amministrazione, ed oggi la terrazza della Basilica, 2 simboli culturali della nostra città, una città che ha voglia di ripartire anche da un punto di vista culturale e turistico. Obiettivo fino a dicembre per l'apertura della grande mostra appunto sul Rinascimento, e quindi un Rinascimento che vuole riproporsi appunto come nel 1500, una ripartenza post-Covid. La terrazza della Basilica Palladiana viene così restituita alla città, ai vicentini e ai turisti. Può essere visitata ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 del mattino alle 5 di sera. Da qui, da questa prospettiva, si rilancia la stagione dell'arte e della cultura, con il commercio che è pronto a intercettare la ripresa. Quella che possiamo definire essere una delle terrazze più belle al mondo. Tante zone della città sono veramente rigenerate. Corso Fogazzaro, per esempio, una delle vie più belle del nostro centro storico, sono ormai pochissimi i locali sfitti, si contano veramente sulle dita di una mano. L'accesso alla Basilica è possibile con il biglietto. Per i vicentini è disponibile un ticket ridotto di 2 euro per la visita al monumento. È previsto invece il pagamento di un solo euro per poter salire su a fare un aperitivo in terrazza. E noi di Rete Veneta facciamo una proposta: eliminare questo obolo di 1 euro perché la terrazza venga restituita totalmente ai vicentini, che possano usufruirne gratuitamente. Condivido, è una scelta che abbiamo ereditato e che deriva in realtà dai grossi problemi di guardiania, dai grossi numeri di guardiania che impone un monumento come questo. Possiamo comunque lavorarci e provare a trovare un sistema per il quale l'ingresso in Basilica, sia pure regolamentato da un biglietto, sia gratuito magari per i cittadini. Allora, cambiamo argomento, passiamo, anche se sono collegati i 2 argomenti, passiamo dalla zona bianca, dal Veneto che si libera delle restrizioni e guarda al futuro, a quello della viabilità. Abbiamo aperto con la Pedemontana, ma non è solo quella la strada che ha bisogno di attenzione. Parliamo anche ad esempio del ponte di Curtarolo. A Veneto Strade, progettazione e realizzazione, da Regione e Province i fondi necessari per l'apertura del cantiere. A una svolta l'atteso rifacimento del ponte sul Brenta lungo la Valsugana a Curtarolo. Ormai è ufficiale l'arrivo dei 3 milioni di euro messi a disposizione dal decreto VAIA, che è stato fortemente voluto dalla Regione, quindi la Regione ha indicato lo spostamento di 3 milioni di euro per il ponte di Curtarolo, a quelli si aggiunge il milione di euro stanziato alla provincia, e quindi adesso si potrà procedere, diciamo, anche con la realizzazione dell'opera. Un'opera fondamentale per l'economia dell'Alta Padovana, fortemente penalizzata dai divieti di transito istituiti per garantire la sicurezza dei mezzi in viaggio. Adesso la progettazione, il progetto che è stato fatto e eseguito dalla provincia di Padova passerà integralmente a Veneto Strade con questa convenzione che andremo a fare, e quindi sarà opera di Veneto Strade, diciamo, la realizzazione e il completamento dell'opera nel più breve tempo possibile. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, cominciamo a collegarci con i nostri giornalisti e anche con i nostri ospiti, torniamo fra poco. Bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto si parla molto di viabilità, di strade ultimamente, si parla di strade anche in provincia di Vicenza, dove è stato fatto un po' il punto della situazione. Vediamo qual è. 1240 km di strade, 460 tra ponti e viadotti. È il patrimonio viario della provincia di Vicenza, da manutentare, asfaltare e talvolta ricostruire. Braccio operativo dell'ente pubblico è la società Viabilità, che nonostante lo stop ai cantieri causa Covid nel 2020 è riuscita a realizzare interventi per un valore di 16 milioni di euro. Tra questi oltre 5 milioni sono per lavori di asfaltatura. Molti gli interventi in corso, dalla manutenzione del viadotto di Sant'Agata per
oltre 1 milione di euro al rifacimento del ponte sul fiume Gua, sulla provinciale 33 Montorsina. E il futuro prossimo vede la completa ricostruzione della viabilità di Debba per oltre 10 milioni di euro, di cui il primo stralcio è già finanziato, il cui cantiere potrebbe partire tra fine 2022 e inizio 2023, ma non solo. Altro intervento importantissimo che è la demolizione e ricostruzione del ponte sul Bacchiglione in località Secula a Longare. Valore dell'opera 2,5 milioni. Altro grande progetto che cambierà la viabilità del territorio riguarda la variante alla provinciale 246 in comune di Cornedo e Brogliano, legato alla Pedemontana. Dopo un lungo lavoro anche di progettazione che si è arrivati a definire un intervento che noi chiamiamo Sinistra Agno, ma che ovviamente va in quella direzione e che viene messo a bilancio, già finanziato con 7 milioni di euro. Dopo la progettazione inizieranno i lavori in modo che la viabilità ordinaria possa essere pronta a reggere l'impatto del traffico quando vi sarà l'apertura della parte ovest della Pedemontana con aggancio all'autostrada. Un lavoro di interventi e manutenzione costanti, quello programmato dalla provincia, con viabilità che chiude un 2020 comunque con un utile di 55.000 euro. Allora, questa era la situazione della viabilità. Poi passiamo, stiamo cercando di capire chi può venire a raccontarci un po' come sta andando là fuori tramite Skype. Invece andiamo avanti con i servizi. Apriamo la pagina sanitaria. Allora, facciamo un piccolo riassunto per chi si fosse messo all'ascolto solo ora. La struttura emergenziale che sta gestendo l'emergenza coronavirus ha deciso che il vaccino AstraZeneca verrà somministrato solo agli over 60. Già da questa mattina il Veneto si è adeguato. Questa è una notizia importantissima che conferma tra l'altro la rapidità di esecuzione che può vantare la nostra regione. Ne abbiamo parlato con l'assessore Lanzarin, l'intervista in esclusiva la vedremo nei TG di questa sera. Intanto possiamo dirvi che chi ha avuto, pur essendo under 60 come prima dose l'AstraZeneca, come seconda dose avrà Pfizer o Moderna. Chi invece è over 60 continuerà con l'AstraZeneca. Resta da capire che cosa accadrà delle eventuali giacenze di magazzino. Questo lo chiede la politica alla struttura emergenziale. Speriamo di avere risposte quanto prima. Detto questo, sentiamo che cosa ha detto il presidente Luca Zaia nell'ultima sua dichiarazione disponibile sull'emergenza coronavirus. Rivendichiamo la scelta, anzi la rivendico personalmente, di aver fatto la scelta di non vaccinare gli under 60, cioè chi ha meno di 60 anni, con i vaccini a vettore virale, con gli adenovirus, quindi AstraZeneca e Johnson & Johnson. Sono vaccini che funzionano, non c'è nulla da dire, ma se AIFA mi dice che è raccomandato, anzi fortemente raccomandato sopra i 60 anni, in Veneto si fa così, punto. La posizione è chiara e viene ribadita a Belluno nelle ore in cui l'Italia si interroga sulla morte di Camilla, la giovane ligure deceduta dopo aver ricevuto la vaccinazione con AstraZeneca. La studentessa 18enne emerso oggi aveva una malattia autoimmune per la quale assumeva una doppia terapia ormonale e questo potrebbe aver influito sul precipitare degli eventi. Fatto sta che per il vaccino AstraZeneca è l'ennesima tegola in termini reputazionali, con il CTS che nel pomeriggio ne ha di nuovo raccomandato l'uso per gli over 60. Non solo, si raccomanda la seconda dose di Pfizer o Moderna anche a tutti quegli under 60 che in una prima fase avevano fatto AstraZeneca quando ancora era consigliato per i più giovani. La campagna vaccinale comunque va avanti, soprattutto in Veneto, con Zaia che aggiorna numeri e tempistica. Noi abbiamo inoculato 3 milioni e mezzo di vaccini ad oggi, chiuso cicli per 1.100.000 persone, quindi quei 2 cicli. Stiamo vaccinando, finiremo il giro verosimilmente ad agosto. Zaia torna anche sulla questione sempre calda vista la recente costituzione di una commissione d'inchiesta dell'uso dei test rapidi nella seconda fase della pandemia. Siamo arrivati a 6.000 contagiati al giorno, oggi ne abbiamo 80, 6.000 contagiati al giorno e siamo arrivati a 72.000 tamponi. Se avessimo dovuto fare solo i tamponi molecolari, il potenziale del Veneto, al di là che si possano avere tanti fenomeni che sa tutto, non è più di 25.000-26.000 tamponi al giorno. Vuol dire che io avrei dovuto negare comunque il test a almeno 50.000 persone.
Resi noti invece i dati del monitoraggio da parte della Regione sulle case di riposo, la stragrande maggioranza, 322 su 335, hanno predisposto il piano organizzativo delle visite, le altre rischiano un richiamo come annunciato dall'assessore Lanzarin. Attualmente nelle RSA del Veneto su oltre 27.000 ospiti restano soltanto 9 positivi, 12 tra gli operatori. Luca Zaia ha parlato in questa intervista dei vaccini, della campagna vaccinale. Andiamo a vederla assieme con i dati che ci arrivano dalla Regione, con la regia di Fabio Verin che ci insegue in queste scorribande sempre fra servizi, cartelli, grafiche, collegamenti. Allora, ultimo aggiornamento è aggiornata alla mezzanotte, quindi sono gli ultimi dati disponibili e possiamo dire che il Veneto ha fatto 46.333 dosi somministrate nella giornata di ieri, si avvicina al record di 50.000 della giornata precedente e dalla conferma della potenza di fuoco della sanità regionale che ormai sta inanellando ogni giorno cifre altissime, tanto che siamo arrivati a 3.298.823 dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale. Campagna vaccinale che è partita, lo ricordiamo, subito dopo Natale, un po' a rilento, qualche periodo un po' complicato dovuto all'assenza di dosi. Adesso che le dosi ci sono, che c'è anche un po' di magazzino, si può marciare speditamente, tanto che sono 35.160 le prime dosi inoculate nella giornata di venerdì, per un totale di prime dosi di 2.235.729. I cicli completati sono 11.173 nella giornata di ieri, per un totale di 1.063.094 cicli completati. Quindi 1 milione di veneti ha il ciclo completato, la copertura totale. Dosi somministrate su dosi fornite, siamo al 90%, vuol dire che c'è anche una certa disponibilità. Resta da capire se questa disponibilità, posto tutto quello che abbiamo detto fino a qui, ovvero che l'AstraZeneca verrà fatto solo agli over 60, resta da capire questo 10% rimanente se è tutto AstraZeneca o se in magazzino ci sono anche gli altri vaccini. Situazione un po' complicata effettivamente da questo punto di vista. Poi, popolazione residente con almeno una dose, 2.242.865 che rappresenta il 46,2% della popolazione, quindi quasi un veneto su due è stato vaccinato, ha avuto la prima dose. Popolazione residente con ciclo completo 1.032.000, 21,3% della popolazione. Un veneto, quindi un veneto su due ha avuto la prima dose, un veneto su 5 è completamente coperto. Poi over 80, 96% con almeno una dose, 70-79 anni con almeno una dose 87,6%, 60-69 con almeno una dose 80%, 66% per i 50-59, 40-49, 38,9%. Sappiamo che quest'ultima fascia è partita non benissimo, adesso invece si sta recuperando. 76,6% di disabili con almeno una dose, vulnerabili con almeno una dose 77,2%. Sono cifre molto alte, sono cifre importanti che ci fanno capire che effettivamente il Veneto sta correndo con la campagna vaccinale. Somministrazioni, ecco, questo è importante perché vediamo il volume di somministrazioni fatte. Siamo a 227.000 questa settimana che deve ancora finire, vanno conteggiati poi i giorni di oggi e di domani. Se si faranno ancora 40.000 vaccini al giorno si arriverà alle 300.000 unità, importantissimo perché sarebbe un record dall'inizio della campagna. Usciamo per qualche minuto dalla campagna vaccinale e andiamo a parlare di meteo. Come ogni sabato, come ogni fine settimana, a volte lo facciamo il sabato, a volte la domenica, abbiamo 5 minuti di numero che Nicola Sfaronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa ci dedica per fare un po' il punto della situazione, per dirci che cosa abbiamo vissuto fino a qui e se è il caso per il fine settimana di tirare fuori una felpa, un ombrello, oppure se possiamo finalmente andarcene in giro in maniche di camicia o in maglietta per una passeggiata, una gita fuori porta. Buongiorno Nicolas. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti gli amici di Rete Veneta che ci stanno guardando e ascoltando.
Beh, che dire, diciamo che è stata una settimana che tutto sommato è stata a tratti buona, ma anche a tratti molto variabile, con spesso della nuvolosità che andava a coprire il cielo, con temperature non altissime, ma purtroppo la sensazione di caldo era accentuata dall'afa, però già oggi la situazione è nettamente migliorata. Oggi, ma soprattutto anche domani domenica, saranno 2 giornate assolutamente dal clima estivo, per lo più con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sui monti, ma con rischio di precipitazioni praticamente pari a zero, quindi via libera per gite in montagna, le giornate al mare. Assolutamente non ci sarà assolutamente nessun tipo di pericolo dal punto di vista delle piogge. Nicolas, aspetta, ti interrompo perché mentre tu ci parli, Fabio Verin ci fa vedere in grafica la mappa dell'ARPAV che con le temperature appena registrate possiamo dire ai nostri telespettatori, e poi a conferma di quanto hai detto, che per esempio nella fascia pedemontana alle 11 c'erano già 27 gradi, 28 addirittura, vediamo nelle zone più centrali del Veneto 28 gradi, 29 gradi e mezzo addirittura in provincia di Padova, nelle zone dell'altopiano fra i 20 e i 25-26 gradi, quindi diciamo che stiamo parlando della stessa cosa effettivamente. Prosegui, scusami se ti ho interrotto. Sì, no, dici bene, infatti guarda, volevo appunto fare una piccola parentesi per quanto riguarda le temperature che saranno in ulteriore aumento sia oggi che poi anche domani, superando a tratti anche di qualche grado i 30 gradi, quindi insomma per le pianure avremo un caldo che tutto sommato sarà anche abbastanza secco, sarà accompagnato da un leggero venticello anche da nord-est. Che dire, nulla, insomma, le temperature appunto saranno in aumento, l'estate sta facendo quello che dovrebbe fare già da tempo, però insomma diciamo che questo sarà il primo vero weekend all'insegna del bel tempo stabile, delle temperature finalmente estive, con pantaloncini corti e magliettine leggere anche durante le ore serali e notturne anche probabilmente, dato che comunque il coprifuoco è stato accantonato, quindi c'è la possibilità di rimanere fuori anche fino ad una certa. Quindi via libera a tutte le attività che si potrebbero fare all'esterno, insomma, ecco. Però vediamo se riusciamo a farla vedere in grande. Vediamo però che per esempio sul vostro sito avete pubblicato questa foto di questa che sembra una nevicata, invece non è una nevicata, è grandine che è caduta anche ieri in alcune zone del Veneto. Dobbiamo aspettarci altre sorprese di questo genere? Ma guarda, diciamo che probabilmente per questi giorni e anche per l'inizio della prossima settimana la situazione dovrebbe rimanere tranquilla. Ieri effettivamente sì, avevamo annunciato un tipo di instabilità molto sparsa, effettivamente è stato così perché comunque molte zone sono rimaste all'asciutto, però quel temporale lì sul Veronese, di cui avete appena mostrato le immagini, e anche altri temporali che hanno praticamente colpito tutta l'Alta Marca e a tratti anche il Bassanese, sono appunto risultati essere molto forti sia dal punto di vista della grandine sia anche dal punto di vista pluviometrico. Giusto per farvi capire, la mia stazione a Fonte Alto, a casa mia, ha registrato in 45 minuti 42 mm di pioggia caduti, quindi possiamo parlare di un vero e proprio nubifragio. Mentre ad appena un paio di chilometri più a sud, nella stazione del collega Stefano, quindi ad Onè di Fonte e non più a Fonte Alto, se ne sono registrati appena 11,5. Quindi è molto difficile capire dove appunto potrebbero colpire questi fenomeni, perché questo è il classico esempio dove comunque in pochissimi chilometri, se non addirittura centinaia di metri, la situazione è completamente diversa. Addirittura se andavamo ancora un po' più verso sud-ovest, la pioggia è addirittura arrivata a malapena, ecco. Quindi giusto per farvi capire che questo tipo di fenomenologia è molto difficile da inquadrare e da capire, anche perché appunto i temporali potrebbero con l'arrivo in pianura dissiparsi, quindi perdere intensità, ma a volte, molto spesso, grazie all'afa presente in pianura, all'alto tasso di umidità, potrebbero invece prendere forza e quindi espandersi e portare appunto a fenomeni che spesso risultano essere forti o violenti.
Tra l'altro, se vogliamo fare anche un piccolo appunto, in questo inizio di stagione calda si è poco visto il vento, ma si è tanta vista la grandine. Non so a dire il vero cosa sia meglio o peggio, sicuramente comunque sia il vento e sia la grandine non sono una cosa bella durante i temporali, però appunto è da notare che spesso c'è comunque una calma di vento, quindi una ventilazione leggera e non troppo sostenuta o forte, però purtroppo cade tanta grandine. Se facciamo un piccolo passo indietro, andiamo anche a vedere il mese di maggio, se non era qua era in un'altra zona dove comunque la grandine spesso riusciva addirittura ad imbiancare l'intero paesaggio, quindi purtroppo cultura e agricoltura molto colpite in questo inizio di stagione calda. Nicolas, noi ti ringraziamo per questo punto della situazione. Poi magari con i nostri telespettatori andiamo a vederci le webcam dall'altopiano di Asiago, perché vediamo che anche le ultime tracce di neve che c'erano sulle alture sono sparite, tutto transitabile. Sappiamo che c'è qualche sentiero sul Grappa che non si può percorrere, quindi il Grappa è sempre da affrontare con grande attenzione, grande cautela, ma anche qui insomma ne parleremo nei nostri telegiornali. Nicolas, intanto ti ringraziamo e vedremo se ci sarà poi da seguirvi nei prossimi giorni qualche scorribanda anche vostra tra grandinate, piogge e maltempo. Speriamo di no, speriamo di poter raccontare un'estate un po' più calma di quella dell'anno scorso. Grazie e buon fine settimana. Grazie Ferdinando, buon weekend a tutti. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo e parliamo del fine settimana della Tredicina del Santo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto sta succedendo che arriva il finale della Tredicina di Sant'Antonio, domani 13 giugno, festa del Santo, un santo amatissimo in tutto il mondo che proprio a causa delle regole legate all'emergenza coronavirus non potrà ricevere l'affetto di tutte le persone che da tutto il mondo vorrebbero venire a Padova per la festa. Ci penserà un po' Rete Veneta a raccontare questa festa. Intanto ce la racconta Chiara Gaiani, che assieme a Cristian Roccaiende è proprio sul sagrato della Basilica. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, mi trovo sul sagrato della Basilica che sta cambiando proprio volto rispetto a quanto vi abbiamo raccontato anche negli scorsi giorni. Vedete, si respira aria di festa, si stanno allestendo anche gli ultimi dettagli, gli ultimi preparativi in vista della grande giornata di domani, 13 giugno, festa di Sant'Antonio. Le transenne sono già operative perché, come già accaduto nell'anno scorso e come accade di solito tutti gli anni, i pellegrini devoti che arriveranno qui al Santo saranno organizzati in file ordinate, anche ovviamente contingentate e distanziate dai volontari della Protezione Civile che saranno presenti ovviamente a sorvegliare tutto i frati del Santo. Ci sarà un accesso ordinato qui sulla mia sinistra verso la tomba del Santo, mentre in questa area proprio davanti al sagrato saranno allestiti 200 posti a sedere per chi vorrà assistere a una delle numerose celebrazioni che si alterneranno durante la giornata delle celebrazioni eucaristiche. La prima alle 6 del mattino, noi saremo in diretta come Rete Veneta a partire già dalle 5:25. Vi ricordo, domani mattina i colleghi qui saranno al lavoro dall'alba fino al tramonto per raccontarvi questa straordinaria giornata. Dicevamo 200 posti a sedere per seguire la celebrazione eucaristica dal maxi schermo che stanno preparando, dove sarà proprio trasmessa la diretta di Rete Veneta qui sul sagrato. All'interno della Basilica del Santo sono disponibili 350 posti, mentre ce ne sono altri 150 sempre grazie a un maxi schermo dove già stanno seguendo, sono la diretta quotidiana della Santa Messa che va in onda tutti i giorni su Rete Veneta, dove ci saranno 150 posti. Questi alcuni dettagli perché immaginiamo che domani, è vero che purtroppo i devoti pellegrini dall'altra parte del mondo non riusciranno
a raggiungere la Basilica del Santo, ma già in questi giorni abbiamo visto che si sono riaffacciati molti italiani, in particolare persone che arrivano dal sud Italia, dove la devozione nei confronti di Sant'Antonio è davvero alta, e al Santo in pellegrinaggio arrivano da tutte le città del Veneto, da tutti i comuni della provincia di Padova, dove veramente c'è questo grande affetto, questa grande devozione nei confronti del Santo. E dopo questi mesi difficilissimi, che tutti speriamo insomma siano giunti alla fine, immagino che ci sarà proprio la volontà, il desiderio di poter venire qui. Questa è giornata di vigilia, e il momento più importante di questa giornata di vigilia, dopo la tredicina delle 18, sarà alle 20 nel santuario antoniano di Sant'Antonino all'Arcella, perché ricordiamo nel 1231 Sant'Antonio il 12 giugno era a Campo San Piero, dove si stava riposando dopo le predicazioni della Quaresima, un momento molto intenso, ed era stato invitato dal Signore di Campo San Piero proprio a riprendere fiato. Si trovava quindi nel luogo dove adesso sorgono i santuari antoniani di Campo San Piero, quando si sentì vicino a Sorella Morte, e quindi i confratelli lo posero in un carro trainato da buoi, perché il suo desiderio era quello di poter lasciare questa vita, di ricongiungersi al padre proprio nel convento padovano di Maria Mater Domini. Questa era, immaginatevi, nel 1231 un'area paludosa, e infatti Sant'Antonio riuscì ad arrivare a Padova, ma aspirò proprio alle porte della città, dove adesso sorge un quartiere molto popoloso, il quartiere dell'Arcella, e nel santuario di Sant'Antonino il 12 giugno è proprio un momento di grande festa, quello del transito, con un momento anche di popolo che peraltro si scioglie con il suono delle campane di tutta la città. Questo momento di celebrazione, un momento che si svolgerà all'interno delle mura del santuario anche quest'anno, e che attirerà insomma pochissime persone, quelle che possono rimanere dentro, dove saranno rievocati alcuni appunto dei momenti degli ultimi istanti di vita di Sant'Antonio e poi della morte. Noi che cosa faremo domani? Se mi permetti lo racconto, Ferdinando. Saremo appunto in diretta dalle 5:25 del mattino, quando si apriranno le porte della Basilica, e immaginiamo che qui già ci saranno alcuni fedeli ad attendere di poter rendere un omaggio, dare a dire una preghiera al loro santo. Alle 6 appunto la prima celebrazione, poi ci saranno due momenti molto forti in questa intensa giornata di festa. Il primo, la mattina, quando dalla Basilica della Salute a Venezia tornerà la reliquia dell'avambraccio di Antonio, che è custodita nella Basilica veneziana, proprio come voto chiesto dalla Serenissima. I miei colleghi vi racconteranno tutto domani. Dal 1652 per la prima volta dalla Basilica la reliquia, che sarà portata dal rappresentante della Chiesa di Venezia, da Patriarca Francesco Moraglia, via Acque della Laguna e poi via Terra, ritornerà proprio qui nella Basilica del Santo, dove sarà posizionata per la devozione per 8 giorni sull'altare maggiore. Peraltro questa reliquia compirà un pellegrinaggio ideale a ritroso, come era accaduto quasi 4 secoli fa. Toccherà di luoghi simbolici anche di questa pandemia: l'ospedale all'Angelo di Mestra, il Covid Hospital di Dolo, la parrocchia di Sant'Antonio di Marghera. Marghera come simbolo proprio del lavoro e della difficoltà che tanti stiamo vivendo. E le telecamere di Rete Veneta, attraverso i nostri colleghi, vi racconteranno passo passo questo momento, questo viaggio emozionante. Nel pomeriggio invece il santo uscirà con la statua processionale per andare a toccare alcuni luoghi simbolo della città di Padova: il carcere, poi la Camera di Commercio, il Comune e l'Università, ripercorrendo alcuni insomma non è così il tradizionale percorso della processione, ma porterà la sua benedizione alla città che lo ha accolto. Ieri intervistavo una turista francese qui sul Sagrato e lei continuava a dirmi una cosa insomma che magari ogni tanto dimentico: Sant'Antonio di Padova è proprio il santo di Padova, Sant'Antonio, e così è conosciuto in tutto il mondo, e alla città di Padova porterà la sua benedizione. Chiara, che dire, con questo riassunto ci hai spiegato benissimo quello che succederà
da stasera a domani. Sappiamo che l'anno scorso è stato una pagina memorabile per la città, ma anche, insomma, lasciatecelo dire, per la nostra emittente, per il gruppo Media Nord-Est, visto il lavoro fatto dai giornalisti, dai tecnici, degli operatori, dai registi, un lavoro veramente incredibile che ha portato una festa irripetibile con il volo, con il sorvolo del Santo. Ricordiamo a tutti l'immagine dall'elicottero con la reliquia del Santo sopra la Basilica del Santo. Insomma, è stata una cosa veramente fortissima per tutti. Quest'anno sarà altrettanto importante e come sempre saremo lì per raccontarla. Chiara, noi ti ringraziamo per questo collegamento. Rimandiamo i nostri telespettatori in telegiornali di questa sera per tutti gli approfondimenti del caso. Adesso noi ci vediamo alcuni servizi riguardanti proprio la festa del Santo. Ringraziamo Chiara Gaiani, Cristiano Caiente per il collegamento e andiamo avanti con il nostro TG. Siamo tornati in studio, allora facciamo l'ultima pausa pubblicitaria, l'ultimo break, poi approfondiamo i temi legati al Santo. State con noi. Bentornati al Focus TG, stavamo parlando del Santo e i giorni di festa sono cominciati con un concerto straordinario di Giovanni Allevi nella Basilica del Santo, concerto che si è svolto ieri sera, che è stato mandato in onda da noi di Rete Veneta. È stato il primo evento al quale ha partecipato il musicista dopo la pandemia. Ecco il servizio. Esther ha 10 anni, ma è come ne avesse 100. Pierre pochi di meno, ma è segnato nel cuore e nel corpo come tutti i bambini di strada. La strada è il loro mondo, la loro casa, la loro scuola ed è anche la loro condanna. Sono i bambini di strada del Burkina Faso, i protagonisti del progetto 13 giugno dei Frati del Santo attraverso Caritas Antoniana, un progetto lanciato nella straordinaria serata trasmessa in diretta da Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, con protagonista il maestro Giovanni Allevi. Padre Mario Conte spiega il progetto e la serata così. Con questa serata vorremmo da una parte stimolare il vostro cuore al bene, a fare un'opera buona, e dall'altra vorremmo donare qualche momento, diciamo, di serenità, di pace. Vorremmo sollevare, se possibile, il vostro cuore. Ed hanno toccato e riscaldato il cuore le parole e la musica di Giovanni Allevi in dialogo con Pino Strabioli, con il Santo vicino a custodire e proteggere i presenti e le persone in ascolto. Peter Mag diceva: ogni volta che vengo in basilica io sento il desiderio di pregare. E allora io vorrei chiederti, Giovanni, ecco, facci sentire la tua preghiera qui in Basilica attraverso i tuoi tasti. Io sono talmente emozionato, anche perché stasera, per la prima volta dopo tutta l'esperienza della pandemia, io ritrovo un pubblico davanti. Grazie. Grazie. Adesso, di nuovo, io sto vivendo questa emozione, ma la sto vivendo moltiplicata per 1000, perché è aumentato a dismisura il mio senso di gratitudine nei confronti delle persone che nobilitano le mie note con la loro presenza. Grazie con tutto il cuore. Immagini straordinarie, com'è straordinario il ritorno, come ha annunciato la nostra Chiara Gaiani, di una reliquia molto particolare del Santo nella Basilica Padovana, reliquia che partirà domani da Venezia. Da Bergamo, buongiorno. Siete arrivati proprio in giornata per venire? Sì, siamo venuti in famiglia per il compleanno della nonna. Compie 70 anni e non saprei spiegarli, lo sentiamo vicino e quindi ci piace venire. Allora, sono
qua per visita e poi per Sant'Antonio. Da dove arrivate? Da Napoli. Stiamo facendo una gita con i bambini in occasione anche dei festeggiamenti. Infatti stavamo assaggiando il dolce tipico. Avevamo questo grande desiderio di vederlo e siamo venuti. Che cosa vi ha lasciato la visita in Basilica? È una forte emozione. Da Bergamo a Verona, passando per Napoli e Lucca, la devozione antoniana arriva da tutta Italia e non solo. Repartant vers la France, on s'est arrêté à Padoue. Siamo venuti qui da Bordeaux per Sant'Antonio, siamo emozionati. Il nostro figlio si chiama Antoine. Continua composta ed emozionante la visita dei pellegrini alla Basilica del Santo, che si prepara a festeggiare il suo giorno più importante, il 13 giugno. Una festa che vedrà tornare a Padova da Venezia la reliquia dell'avambraccio di Antonio. Una giornata che Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, racconterà in diretta dall'alba fino a notte fonda per far entrare nelle vostre case proprio la grande devozione legata al santo. Sant'Antonio è fede che anima grandi opere di carità, quelle della Caritas Antoniana, che quest'anno sostiene un progetto per realizzare una struttura di accoglienza per i bambini di strada del Burkina Faso. Siamo stati chiamati dalla chiesa locale, dal vescovo di Koudougou, per realizzare un progetto per i bambini di strada, bambine che vivono ai margini, che lasciano per il motivo della povertà le loro famiglie perché orfani, e il grande rischio è che diventino proprio anche loro preda di questo vortice di violenza. Evento lancio delle iniziative della Caritas Antoniana, il concerto del pianista Giovanni Allevi, che si terrà in Basilica. Anche questo evento sarà in diretta su Rete Veneta per portare le note della musica, ma anche la speranza che la Caritas Antoniana vuole dare a chi è in difficoltà. Per portare avanti questi progetti, perché Sant'Antonio ce li affida a tutti noi. Tutti noi vogliamo essere un po' le sue braccia e il suo cuore. Quindi una giornata di festa, un fine settimana di festa iniziato ieri sera con il concerto di Giovanni Allevi, giornata, fine settimana che si concluderà domani con questa celebrazione straordinaria, tutto un giorno, e celebrazione anche televisiva, passateci il termine, dicevamo, con l'arrivo di questa reliquia da Venezia. Per la prima volta domenica dalla Basilica della Salute a Venezia arriverà a Padova, alla Basilica del Santo, la reliquia più insigne di Antonio, tra quelle conservate fuori dalla città patavina che la Serenissima custodisce da secoli, dal 1652. Il patriarca di Venezia spiega i significati di questo gesto carico di devozione. Ci sarà un pellegrinaggio che riconduce momentaneamente per una settimana alla venerazione dei fedeli alla Basilica del Santo, la reliquia più insigne che esista fuori Padova e che è nella Basilica della Salute qui a Venezia. È dal 1652 che la città di Venezia custodisce questa importante reliquia. E noi torniamo lungo quei territori che hanno sofferto e che hanno testimoniato anche eroicità in questi mesi, in questo anno e mezzo di pandemia. Vogliamo fare memoria dei lutti, delle sofferenze. Vogliamo anche però dare una testimonianza e un riconoscimento a chi in prima linea si è speso, medici, infermieri, volontari. Sarà proprio Monsignor Francesco Moraglia, anche presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, a guidare questo pellegrinaggio tra acqua della laguna e terra, per poi presiedere l'Eucaristia alla Basilica del Santo alle 12:30. È un dire grazie a tutte queste persone. È un dire che l'uomo deve guardare in alto e molte volte si guarda in alto attraverso quegli uomini, Sant'Antonio, che hanno realizzato una presenza particolarissima del Signore. Non era solo un grande evangelizzatore, un grande predicatore, era anche un uomo che sanava le ferite e le sofferenze dei fratelli.
Allora, questo era l'ultimo servizio del nostro Focus TG. Vi ricordiamo ancora una volta, domani giornata importantissima, tutto il giorno in diretta da Padova e non solo per la festa del Santo. Questa sera invece, dopo la nostra informazione alle 21, andrà in onda una puntata speciale di Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli, che avrà come ospite il presidente della regione Luca Zaia, quindi altra serata di informazione e approfondimento da non perdere. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Ringraziamo Fabio Verin in regia, vi auguriamo un buon pomeriggio e un buon fine settimana.